Sono quasi 413.000 gli ettari di superficie forestale del Veneto, risorsa straordinaria messa duramente alla prova dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018, che provocò danni incalcolabili. Ma anche quell'esperienza insegnò molto sul piano della tutela dell'inestimabile patrimonio regionale costituito da boschi e foreste, il cui valore è da considerare sotto il profilo ambientale, economico e persino sociale. Veneto Agricoltura, ente della regione, ha presentato un dossier a cui ha lavorato una novantina di persone per fornire un prezioso strumento di lavoro nell'ambito della gestione sostenibile del patrimonio boschivo, della consapevolezza dei rischi a cui questa realtà è soggetta, fino alle attività educative e ludiche che questa superba dimensione naturalistica può svolgere. Grazie a indicatori, dati, grafici e tabelle, per la prima volta viene passata ai raggi X tutta la realtà forestale del Veneto, regione tra le poche in Italia capace di proporre una incredibile varietà di risposte alla domanda turistica tra mare, lago, colline e montagne, contesti questi ultimi proprio dove si concentra la maggior parte del patrimonio forestale regionale. Il cosiddetto rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Veneto 2020 diventa anche strumento per ripensare il discorso globale della tutela dello stato idrogeologico del territorio. Sì, si è voluto con questo primo stato delle foreste e della filiera del legno unire i due settori, diciamo quello più agronomico della coltivazione della foresta e quello più imprenditoriale, come viene usata. Siamo partiti dall'esperienza che Veneto Agricoltura ha nella piana del Cansiglio, dove insomma storicamente dalla Repubblica Veneziana in poi il Veneto è ai vertici, no, nella gestione di quella foresta, ma abbiamo visto che il resto delle foreste del Veneto ha necessità sia di manutenzioni, sia di miglioramento qualitativo della foresta, ma soprattutto ha necessità di chiusura della filiera. A noi manca in questo momento in Veneto una filiera importante dell'utilizzo del legno. La Regione Veneto, nell'arco di una decina di anni, ha conosciuto le difficili esperienze di autentiche calamità naturali, di fronte alle quali ha risposto con la creazione di infrastrutture necessarie a scongiurare ulteriori catastrofi, spesso imprevedibili nella loro violenza e potenza. La Regione del Veneto è andata incontro negli ultimi anni a una serie di episodi che hanno messo fortemente alla prova il territorio. Però hanno anche evidenziato come molti anni di politiche attente al risanamento, alla gestione del rischio idrogeologico diano i frutti attesi. Ecco, bisogna continuare a lavorare in questa direzione. Ci sono importanti programmi di potenziamento, di rafforzamento di quello che è stato fatto in termini di sicurezza del territorio, e l'occasione anche offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è certamente un'occasione da non perdere, quindi risorse dell'Europa, risorse dello Stato, risorse della Regione, con una regia regionale che ha dimostrato in questi anni di essere attenta e capace di governare questo territorio. Un territorio che soffre sempre più depauperato di quella che è la sua essenza, di quelle che sono le piante, di quello che è il terreno agricolo, che riduce anche, come dire, il rischio di eventi catastrofici nel caso di calamità naturali. Sono valori ecosistemici importanti che vanno tutelati e preservati, tanto più di fronte alla evoluzione che è quella legata al cambiamento climatico. Ecco, su questo bisogna stare attenti a non fare affermazioni demagogiche. Insomma, certamente il fenomeno esiste, va studiato e governato. Molto importante è l'attenzione alla resilienza del territorio, che è quello che, ripeto, Regione Veneto ha dimostrato di saper fare in questi anni. Eventi estremi che si sono verificati di recente hanno generato danni inferiori a eventi meno critici che accadevano 20 anni fa.